Per Vicenza-Modena Massimo Zennaro. 3 minuti e 50 è iniziato l'incontro, il Modena ha già avuto 2 occasioni pericolose, prima una punizione di Pasquato ribattuta dalla barriera, il tiro conclusivo di Pasquato deviato in angolo a 1 metro dal palo della porta di Russo, e sul calcio d'angolo battuto ancora da Pasquato l'entrata di testa di Ciani e la palla di poco a lato, molto più pericolosa quindi il Modena in questi primi minuti. Le formazioni: il Vicenza Russo tra i pali, Schiavi, Martinelli e Gianni il reparto arretrato, Gavazzi, Parro, Rossi, Botta e Di Matteo centrocampo, Bruscato e Cellini di punta. Fuori Greco per squalifica, il Modena risponde con il 4-3-1-2, guarda il bene in porta Gozzi, Carini, Perna e Rullo, e c'è il Vicenza in attacco, il pallone finisce sul fondo e sono i 4 di difesa, poi Giampacco, Lucci, Signori a metà campo, Giglioli dietro le 2 punte, Ciani e Pasquato. Arbitra Cervellera di Taranto, assistenti Tasso e Evangelista. Vicenza, il cielo adesso è coperto, la temperatura attorno ai 15 gradi, il terreno di gioco in buone condizioni, sugli spalti circa 7-8 mila spettatori, almeno 200 i sostenitori modenesi. Studio il Vicenza al tiro, il Di Matteo ha incrociato con il sinistro da ben dentro l'area, il pallone finito di poco alto sulla traversa, quindi 31esimo minuto, Vicenza 0 Modena 0. Clamoroso a Bergamo, il tiro di Giglioli e il Modena in vantaggio su azione d'angolo, molto insicura l'uscita del portiere russo che non è riuscito a trattenere il pallone, che è rimasto sui piedi di Giglioli, ha saltato un avversario e poi con il sinistro ha messo dentro, e quindi il Modena al 7° minuto del secondo tempo è in vantaggio. Il risultato è Vicenza 0 Modena 1, linea Frosinone. D'accordo, il Russo. Pareggio, scusami, anche del Vicenza al 47esimo minuto, ha bruscato, quindi Vicenza 1 Modena 1. A te. Ha appostato Bertani, stava per colpire È a colpo finita, sicuro. scusami, è finita Vicenza 1 Modena 1, e la rete di Abruscato al 47esimo minuto, un gol in tuffo su passaggio di Botta alla centro area, quindi ricordo il risultato: Vicenza 1 Modena 1. A te.